Dopo 3 sconfitte che ne hanno probabilmente compromesso il campionato, i ragazzi di Mister Fiumara giungono alla 17ª giornata del campionato di giovanissimi regionali in quel di Giammoro per affrontare il comprensorio del Tirreno. Benvenuti amici sportivi appassionati di calcio giovanile, un saluto da Claudio Costanzo che per la Wii Sport SD vi racconterà di questa gara. Rientrano dalla squalifica Maesano per i giallorossi. Quest'oggi scenderanno in campo con Frisone tra i pali, linea 4 formata da Guglielmo, Lopresti, Panarello e Santa Paola. A centrocampo aggiranno Catalano, Maceli, Maesano e Mangano, e in avanti Spuria e Muscarà. Vediamo le due squadre di Sporzi a centrocampo, classica divisa giallorossa per i ragazzi del presidente Lorè, divisa invece amaranto per quelli di Mister Tripoli. Vi stringono la mano i due capitani, oggi a sorpresa Majorana in panchina e Maceli, classe 2003, indosserà la fascia, veterano della squadra nonostante la giovane età. Gli ultimi saluti prima di stringersi a cerchio per quella che potrà essere una svolta per il proprio campionato. Intanto andiamo col film della gara. Ricordiamo Città di Messina a 29 punti, invischiata nella bagarre playoff dopo aver condotto solidariamente per tutto il girone d'andata in vetta alla classifica il campionato, ma 3 complicate sconfitte hanno compromesso la testa. Qui intanto Frisone, follia per lui, mette il pallone dentro, era stato Santa Maria nell'occasione. Risponde il Città di Messina con Maesano che direttamente da calcio piazzato impensierisce il numero 1 Costa. Inizia a svegliarsi il Città di Messina, qui anche con Lopresti che mette il pallone dentro, resta lì per Mangano che prova a coordinarsi, cicca un po' il pallone, il suo tentativo termina largo alla porta a difesa da Costa, qui però a farsi vedere il comprensorio in avanti con Santa Maria che appoggia per un compagno e zappia e va col sinistro. Frisone sicuro, fa sua la sfera, non disdegna comunque le sortite offensive la formazione di Mister Tripoli. Qui intanto un'occasione sul calcio d'angolo, quella invece di Mister Fiumara. Terminerà così la prima frazione di gioco sul risultato a occhiali, nessuna emozione vibrante fin qui da commentare. Prima di poter passare quello sì delle nostre immagini alla ripresa, batterà Spuria questo primo pallone, fin qui un po' in ombra il bomber e capocannoniere del campionato. Entrerà in campo Majorana al posto del debuttante Muscarà. Qui Spuria si fa notare sul binario Mancina, mette dentro, viene rimpallato, la palla finisce sui piedi di Maesano che prova a mettere di nuovo il cross, ma Costa fa su il pallone. Messina che ora cerca di alzare il proprio baricentro, ma il comprensorio si fa vivo su questo calcio d'angolo sul secondo palo, tutto solo, qui doppio cambio. Infatti entreranno in campo Cannata per Mangano, c'era spazio nel finale anche per Venuti e Zingales. Qui intanto Majorana ne è entrato, ci prova su calcio di punizione, ma colpisce un legno clamoroso, sua parabola quasi perfetta. Spuria prova a liberarsi al tiro, doppia finta per l'attaccante che scarica dietro per Maceli che salta un avversario, calcia in porta sotto il 7 Maurelio Maceli, il primo gol in giallo-rosso, non si scorda mai, porta in vantaggio il Città di Messina in questa difficile trasferta, un gol importantissimo. Lui che quest'oggi stava indossando la fascia di capitano, guardate dove l'ha messa, viene portato in tripudio dai propri compagni. Ci sarà però da soffrire anche per i ragazzi Mister Fiumara che aveva provato a coordinarsi. L'attaccante della formazione milazzese lascia il campo nel finale Maceli per un compagno e Di Maggio. Majorana intanto da calcio di punizione, questa volta non sbaglia, forse un'incertezza dell'estremo difensore del comprensorio, non esulta il capitano, va a prendersi il 5 dei compagni, tornato al gol nonostante non sia partito all'inizio. Terminerà così la gara, Città di Messina Corsara a Giammoro porta a casa i 3 punti che quest'oggi pesano un po' di più. Allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima uscita. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.